Buonasera. Ehm, sì, sì. Eh, Questa sera l'Accademia Ligure di Scienze e Lettere, insieme con il Centro Paganini per la ricerca e la didattica, avvia sostanzialmente due iniziative. Una è quella all'interno della quale si svolgerà la conferenza di Giulio Odero, e l'altra invece è quella che vedrà il 6 dicembre dalle 10 alle 18 proprio all'Accademia lo svolgimento di una giornata dedicata, come si è scritto, al tema del demoniaco al tempo di Paganini. Il tema del demoniaco, perché spesso il tema del demonio è stato avvicinato alla figura di Paganini, e a questa figura sono abbinati elementi legati alla letteratura, all'interpretazione pittorica, eccetera. Tornando al tema di questa sera, ehm, il tema generale, vi dicevo, è pianeta musica, consigli d'autore, strutturata su tre diversi momenti. Quello di questa sera è ehm, il momento nel quale il tema è dietro il sipario, dove Giulio Odero parlerà di che cosa nasce, che cosa si sviluppa dietro al sipario, laddove, come dire, gli spettatori non possono vedere, ma che invece il dietro al sipario presenta una vita articolata, interessante e a volte faticosa. Giulio Odero è un musicologo, si è diplomato in chitarra, ha frequentato l'Accademia Chigiana a Siena, è stato responsabile archivista dell'archivio musicale del Teatro Carlo Felice. Fra le tante sue attività è un giornalista e scrive su una rivista specialistica, Il Fronimo, penso che sia giusta la pronuncia, autore di varie pubblicazioni, l'ultima delle quali è la raccolta Recensioni Bonsai, che contiene alcuni dei commenti che egli fa ai concerti serali di Radio 3. E allora io credo proprio che ogni tanto, quando a Radio 3 sento i concerti, il conduttore dice: il nostro appassionato e competente ascoltatore Giulio ci scrive. Allora ho capito chi è il famoso ascoltatore Giulio, è proprio Giulio Odero. Grazie e diamo a lui la parola. Prego. Perfetto, pronto. Due parole solo per ringraziare naturalmente l'Accademia per l'ospitalità, per l'avvio di questa collaborazione. In realtà non è un avvio, è una prosecuzione, perché già abbiamo collaborato per la giornata di studi del 13 gennaio scorso. Proprio la felice conclusione di quell'iniziativa ci ha portato a riconfermare questa collaborazione, che speriamo possa durare ancora nel tempo. La professoressa ha già accennato ai due progetti che mettiamo in atto in questo scorcio finale del 2024, quindi non mi soffermo ora sulla giornata di studi, ci sarà tempo per parlarne più diffusamente e con più attenzione. Io voglio ringraziare Giulio Dero per aver accettato di tenere queste tre conversazioni, che hanno lo scopo di riflettere sulla musica in maniera non cattedratica ma colloquiale, affrontando tre aspetti differenti del mondo della musica, tre aspetti che possono naturalmente interessare molto i musicofili e i melomani. E il primo che appunto affrontiamo oggi è quello dietro il sipario. È stato detto, Giulio è stato per molti anni archivista al Teatro Carlo Felice e come tale ne ha viste tante. Potrebbe scrivere probabilmente delle memorie anche molto divertenti su quello che accade in un teatro freneticamente impegnato nella messa in scena di un'opera. Dietro le quinte molto spesso è molto più interessante di quello che poi si vede. Perché? Perché ci sono
parecchi elementi che entrano in gioco, dai tecnici, i macchinisti, gli elettricisti, i sarti e poi tutte le figure, diciamo, più autorevoli, dallo scenografo al regista, al coreografo quando c'è la coreografia, poi il coro, poi i cantanti, poi l'orchestra, poi il direttore, insomma c'è una massa di persone, lo sappiamo, l'opera lirica è lo spettacolo in assoluto più complesso e più coinvolgente masse della nostra cultura occidentale, quindi entrare dentro e vedere cosa succede prima che si alzi quel sipario può essere estremamente interessante e istruttivo. E allora non faccio perdere altro tempo, ringrazio voi per la presenza, vi do già l'appuntamento al prossimo incontro che sarà il 30, se non sbaglio, di settembre, e lì si parlerà di un altro argomento che può essere molto interessante per gli appassionati di musica, cioè l'ascolto in CD e l'ascolto dal vivo, cosa c'è di diverso, cosa c'è di affascinante in un caso e nell'altro, e quindi se ne potrà discutere con molta tranquillità. Per il momento ringrazio Giulio di questo impegno e gli lascio la parola. Grazie. Bene, buonasera a tutti, sono molto contento di essere qua. Lo dico veramente con sincerità e con orgoglio perché è un luogo prestigioso in cui si fa molta cultura e in cui appunto far entrare di straforo o per l'ingresso principale anche un po' di musica non è una cattiva idea. Quindi grazie veramente alla direzione dell'Accademia che ha ritenuto di affidarmi questi 3 incontri e all'amico Roberto Iovino che oltretutto mi ha anche tolto la fatica di dover dire un po' di cosette sulle forze che diciamo collaborano a mettere su un'opera lirica, li ha già detti lui, quindi è tutta fatica in meno che farò io poi. Bene, come nasce un'opera lirica? Sarebbe più interessante dire quando nasce un'opera lirica, perché una programmazione artistica su un singolo titolo o su un'intera stagione è una cosa da far tremare le vene ai polsi. Non è assolutamente semplice, richiede tempo, responsabilità, scelte artistiche giuste e poi soprattutto richiede una struttura molto articolata, qual è un teatro d'opera, in cui le forze in gioco, le forze in campo sono veramente tante. Cercherò di essere sintetico anche se l'argomento è immenso e un'ora di tempo è un po' stretta, ma cercheremo di starci. Non parlerò soltanto, ascolteremo anche un po' di bella musica insieme, giusto per capire. A questo punto, visto che un po' di cose me le ha già anticipate l'amico Roberto, io direi di partire subito con la traccia 1.
A volte anche la tecnologia tradisce, eh? Non fidiamoci troppo. Bene, in meno di 5 minuti Mozart ha subito messo le carte in tavola, ci ha fatto capire che ci divertiremo, anche se l'opera è abbastanza lunga, la trama non è proprio delle più intuitive, però diciamo la musica e anche quello che si vede in scena è molto divertente. Dopo l'ultimo accordo dell'ouverture si apre finalmente il sipario, quindi il pubblico applaude, il sipario si apre e dietro il sipario c'è qualcosa che noi prima non potevamo vedere. C'è sicuramente una scena montata, degli attrezzi di scena, ci potrebbero già essere i personaggi se non devono entrare in un secondo momento. Nello specifico c'è Figaro che sta misurando a larghi passi, sta prendendo le misure di casa per i mobili, per tutto quanto, non immaginando che c'è dietro qualcosa che gli darà parecchio fastidio, ma questo non rientra nell'argomento di questa serata. Chi ha fatto tutto questo lavoro? Chi ha montato le scene? Chi ha disposto le luci? Chi ha messo le attrezzerie? Dunque, la prima cosa di un'opera lirica è l'allestimento, cioè quello che si vede appena il sipario si apre. Si possono fare anche le opere in forma di concerto, in forma semiscenica, ma l'opera, il vero melodramma in quanto tale si fa proprio in forma completa, con allestimento, con i costumi, con tutti i movimenti del caso. Le opere in forma di concerto le fa l'Accademia di Santa Cecilia perché non ha un palcoscenico, ecco, ma mediamente le opere si fanno in forma scenica. Quindi abbiamo visto che la prima cosa da cercare, da trovare quando si programma un'opera è l'allestimento. Chi lo fa l'allestimento? Mediamente un teatro di una certa importanza possiede svariati allestimenti, se li ha e se sa dove depositarli, cosa non del tutto scontata. Ecco, per esempio il Carlo Felice, che possiede qualche allestimento, ha dovuto trovare una sede decentrata in cui conservarlo, perché a volte lo spazio non c'è. Quindi se un teatro ha già un suo allestimento, lo usa. Se non lo ha o ne vuole usare uno nuovo, lo noleggia. Oppure costruisce un nuovo allestimento e in genere, diciamo, produrre un'opera con un nuovo allestimento è un motivo di onore, tant'è vero che la cosa viene quasi sempre scritta in locandina, nuovo allestimento, o se no c'è scritto allestimento Teatro Scala, allestimento Metropolitan, eccetera, eccetera. Quindi cos'è che si fa? Si prende il telefono o la mail, si prendono accordi, si stabilisce il prezzo, l'allestimento arriva con tanti camion. Non sempre le misure dell'allestimento che arriva sono compatibili con le misure del teatro che le riceve. Il reparto di macchinisti serve specificamente a questo, deve ridimensionare l'allestimento in entrata in base alle esigenze e alle misure del palcoscenico sul quale l'allestimento andrà montato. Questo non si fa il giorno prima. Questo richiede molto lavoro, anche perché è difficile che un teatro d'opera diciamo, dedichi un intero mese alle nozze di Figaro. Contemporaneamente farà dei concerti. Quindi in contemporanea bisogna che sotto il palcoscenico venga montato l'allestimento. In questo siamo fortunati a Genova perché il teatro possiede 3 palcoscenici che possono essere modulati in diversa maniera. Quindi, tanto per fare un esempio, mentre l'orchestra suona l'eroica di Beethoven, nei fondi del teatro i macchinisti montano il nuovo allestimento che poi con pochi movimenti lo si farà salire e si farà scendere dal buco dell'orchestra. Se l'allestimento va ridimensionato ci vuole un po' di tempo in più, ma questo è meno importante di quello che abbiamo visto prima. Oltre all'allestimento,
ci sono i costumi. È difficile che un teatro possieda tutti i costumi di tutte le opere. Anche qua ci sono le ditte specializzate che noleggiano i costumi. Prima di questo, la sartoria del teatro ha preso le misure di tutti i coristi e del cast, le ha mandate alla sartoria, la quale poi fa avere i costumi già accettabilmente compatibili con le misure vitali di coloro che dovranno cantare. Se la compatibilità non fosse assoluta, c'è la sartoria che riassesta i costumi in base alla maggiore e minore pinguedine degli interessati. Quindi, sistemati i costumi, ci sono ancora da vedere le parrucche e anche il trucco. I cantanti vanno truccati, i coristi vanno truccati. Quindi questo è tutto un lavoro che si prepara a tavolino molto tempo prima, in modo che poi, quando si apre il famoso sipario, è già tutto quanto a posto. Tutto no, c'è ancora da sistemare un po' di cosette. Intanto vediamo quali sono le forze musicali che intervengono nella messa in scena di un'opera. Ovviamente la compagnia di canto, il coro quando c'è, l'orchestra praticamente sempre e in pochi casi il corpo di ballo. Quindi vedete che c'è da coordinare, c'è un lavoro di coordinamento da fare non da poco. Infatti a tutto questo provvede preventivamente l'ufficio produzione, che attraverso lunghe, faticose, noiosissime lunghe riunioni ci si mette d'accordo chi fa cosa, quando, no, a quest'ora qua il palcoscenico non è libero, bisogna spostare la prova. Alla fine ci si mette d'accordo, esce il bisettimanale e tutte le forze in ballo sanno chi deve fare cosa. Sotto l'aspetto musicale vi posso dire che normalmente il cast, nessun teatro ha una sua compagnia di canto stabile, quindi il cast viene scritturato da fuori. Il cast arriva che l'opera la conosce già. Le rifiniture si fanno con le prove di sala, che sono prove in cui i cantanti provano accompagnati dal pianoforte, non dall'orchestra che intanto sta facendo altre cose. Contemporaneamente ci sono le prove di regia, perché un conto sono le prove di sala che attengono alla parte esclusivamente musicale. Le prove di regia servono anche per la parte gestuale. I cantanti non possono cantare imbalsamati e impalati, si devono muovere, devono in qualche modo recitare, cosa non facile. E questo si fa in apposite sale di regia perché appunto il palcoscenico può essere occupato da altre cose. Il coro deve imparare, dico così, la propria parte un po' prima dell'orchestra. Vediamo se qualcuno sa perché, immagino di sì. Musicisti esclusi, Il coro deve cantare a memoria, mentre l'orchestra ha la musica sui leggii e questo fa la differenza. E non è solo questo. L'orchestra suona e c'è il direttore che ci pensa lui. Il coro deve cantare, muoversi, c'è anche il testo a memoria, quindi il coro fa un lavoro estremamente impegnativo. Il corpo di ballo quando c'è, ma non ci complichiamo la vita perché il tempo scorre e di solito il balletto nell'opera non c'è. Ecco. Quindi abbiamo visto altra cosa che mi dimenticavo di dire. Si è persa fortunatamente la cattiva abitudine di fare in lingua italiana le opere nate in lingua straniera. Oggi le opere si eseguono, anzi si interpretano in lingua originale. Anche lì dipende dal cast. Se facciamo Wagner e abbiamo assunto un cast tutto di germanofoni, non c'è problema. Altrimenti serve un consulente linguistico, soprattutto quando si fanno opere in lingue particolarmente complicate. Mi ricordo la Jenufa di Janacek, ci vuole un consulente linguistico agguerrito. Mi direte, ma tanto poi il pubblico non capisce. Beh, il pubblico ha tutto il diritto di capire, ha pagato un biglietto, vuole anche capire. Mettiamo che nel pubblico ci sono 2 turisti che vengono da quei posti lì e vogliono capire. Per agevolare il tutto, comunque, da molti anni a questa parte è invalsa la lodevole abitudine di mettere i sopratitoli, anche per le opere in lingua italiana, perché
con tutta la fatica che deve fare un cantante, non si può anche pretendere che pronunci un italiano perfetto e intelligibile a tutti, soprattutto se la parte è un po' impestata, come si dice in gergo. Ecco, se è un cantabile piano, le parole si arriva a capirle. Se le possiamo guardare comodamente sopra, è molto più comodo. I sopratitoli non si fanno da soli, vanno preparati. C'è un maestro collaboratore che provvede a farli, sincronizzandoli, e poi anche durante le recite ci vuole qualcuno che li faccia scorrere a tempo. A volte c'è qualche intoppo, ma il pubblico è molto clemente e di solito perdona. Bene, a questo punto, scusate, ma devo guardare l'orologio perché io qua ci starei moltissimo tempo, voi magari no. Direi a questo punto, visto che si è parlato di Nozze di Figaro, si è parlato del cast, si è parlato di musica, vi sottopongo una arietta deliziosa, sempre tratta dalle Nozze di Figaro, l'aria di Cherubino, voi che sapete. Vi risparmio le peripezie di Cherubino, che comunque nel caso specifico è stato punito per una mancanza, e allora, cercando di giustificarsi, cosa che non gli riuscirà perché lo manderà in un reggimento a pentirsi dei suoi peccati, in 2 minuti Cherubino cerca di spiegare i motivi delle sue mancanze. Ecco. È un'arietta molto dolce, molto tenera, molto gentile, forse si riesce anche a capire le parole che troviamo nella traccia 2. No, in realtà il motivo...
applausi sono perché è un live dalla Scala, quindi fanno piacere, ecco, sì, è il bello della diretta questo. Bene, dove eravamo rimasti? Ho dimenticato un bel po' di cose, perché mentre Cherubino cercava inutilmente di scolparsi, mi sono un pochino ripassato il programmino. Ho dimenticato un po' di cose che possono sembrare banali, ma non sono proprio di così scarsa importanza. E sono queste. Allora, ovviamente i costi di una messa in scena di un'opera vanno preventivati. Ovviamente. Ah, è fuori qui. Ah, il temibile concerto di fuori, ho capito. Vabbè, pazienza. Ma ce ne faremo una ragione anche di questo. Bene, dove ero rimasto? Vi avevo detto che... Ah, ecco, sì, i costi sono alti, molto alti, perché i costi comprendono intanto le spese fisse, che sono i costi del personale. Il personale va pagato sempre e comunque. Poi col personale intendo le masse artistiche, gli impiegati, le masse tecniche. La compagnia di canto va pagata, il regista va pagato, lo scenografo, il coreografo quando corre. Hanno messo un calmiere, ma i costi rimangono alti. Incidentalmente vi dico che anche se un teatro facesse tutte le serie, il tutto esaurito, i costi non sarebbero integralmente coperti. Poi nei costi vanno anche messi i costi di gestione, le bollette, la luce. Voi non avete un'idea di quanta corrente consuma un teatro, ecco. Il riscaldamento, l'aria condizionata d'estate, perché uno non ci pensa, ah bene, ok, siamo in sala, c'è un bel fresco, si sta benissimo. Tutto questo dovrebbe essere compreso nel biglietto. Come vi ho spiegato, non è possibile. Il biglietto dovrebbe costare un costo inaccessibile ai più e nessuno andrebbe al teatro e si tornerebbe al punto di partenza. Chi ce la mette la differenza? C'è qualcuno che ha una risposta, così la diamo al sovrintendente e sa dove trovare i soldi. Gli sponsor, quando si trovano, ovviamente un teatro di enorme risonanza, quale può essere la Scala, Covent Garden o altro, gli sponsor li trova. Un teatro un po' più ridotto, certo, il comune ci mette la sua quota, la regione ci mette la sua quota, i privati scarsamente incentivati dai vantaggi fiscali che nel nostro paese dà la sponsorizzazione culturale, fanno quello che possono o quello che vogliono. In paesi un po' più civili del nostro, lo scarico fiscale per chi spende soldi per la cultura è ben più elevato che nella nostra povera Italia, povera in tutti i sensi. Bene, altri costi, per esempio, vabbè, il noleggio dell'allestimento lo abbiamo visto, il noleggio dei costumi, tutto costa. Anche la musica costa, voglio dire, la musica stampata, anche lì non tutti i teatri hanno nel loro archivio tutte le musiche di tutte le opere, è impensabile, ci vorrebbe troppo spazio. Quindi nel 50% dei casi la musica si noleggia da un editore o da un suo rappresentante. Se un editore è in Australia, non vado a cercare la musica in Australia. C'è un suo rappresentante in Italia, sono 2 o 3 case musicali che a caro prezzo, perché ci marciano molto sopra, noleggiano il materiale che poi va restituito possibilmente in buone condizioni. Bene, quindi facendo un passo indietro, esce fuori la programmazione artistica e mettiamo che il primo titolo sia Le nozze di Figaro. Ok? Che cosa bisogna fare? Cercare la musica. Se il teatro ce l'ha, bene. La musica vuol dire le parti d'orchestra, le parti del coro, gli spartiti per i cantanti, per il regista, bla bla bla. Poi cosa bisogna fare? Bisogna vedere se è un'edizione critica o no, perché se è un'edizione critica ci sono diritti aggiuntivi da pagare, che è una percentuale sugli incassi. Non esigua. E quindi una volta che si è trovata la musica, la si controlla, perché un archivio che si rispetti deve dare un'occhiata al materiale che gli hanno mandato. A volte può essere addirittura un materiale sbagliato, con alcune parti che non c'entrano niente con l'opera che si sta programmando. Vi risparmio i particolari. Quindi
l'archivio musicale, nel caso specifico, fa avere le parti al coro prima per i motivi che vi ho spiegato, le fa avere all'orchestra, manda gli spartiti ai cantanti che li vogliono, che li richiedono. Le esigenze tecniche non c'è il tempo di raccontarle, poi è molto complicato come discorso. A volte servono cose assolutamente particolari. Nella sesta di Mahler, tanto per fare un esempio, serve un martello gigantesco che deve andare a sbattere su un ciocco di legno altrettanto gigantesco. La sesta di Mahler, un teatro lirico, la farà una volta ogni 10 anni. Non si compra il martellone gigantesco e il ciocco di legno, li va a cercare da qualche parte. Ecco. Io li avevo trovati al Comunale di Trieste. Mi ricordo anche questo, e aveva diretto Gary Bertini ed era stata una sesta meravigliosa. Scusate la parentesi autobiografica. Altra cosa da fare, informarsi appunto sui diritti d'autore da pagare, perché quelli picchiano duro, soprattutto sul balletto. Se una coreografia non è di pubblico dominio e la cosa non viene a galla subito, e mi è successo, poi arriva il conto da pagare. Una volta mi ricordo, mi chiamo il direttore amministrativo, mi fa: mi scusi, Odero, ma questi 30.000 euro da pagare perché? Io sono cascato dal pero, dico, non lo so, mi faccia vedere. Ed erano i diritti di coreografia di un balletto russo e non erano ancora scaduti. Io ho detto: senta, io non lo sapevo, una cosa che non so, non ve lo posso dire, pagateli e basta. Le prometto che la prossima volta starò un po' più attento. Uno come fa a stare un po' più attento? Non si può pensare a tutto, ecco. Vabbè, quindi siamo rimasti al punto che il coro ha già fatto le sue prove, la compagnia di canto ha fatto le prove col pianoforte, ha studiato i movimenti, il regista gli ha detto: qui devi fare questo, devi fare quest'altro, tutti hanno imparato tutto. Intanto l'orchestra, apro una parentesi, un'orchestra di buona qualità, una traviata la legge in 1 giorno e mezzo. Una fanciulla dell'Ouest magari ce ne mette 2, 2 e mezzo. Un'opera di Janacek 3, un Wozzeck ci mette un po' di più. Ecco. Però questo l'ufficio produzione lo sa e, diciamo, pianifica il calendario delle prove in base alle esigenze che o la direzione artistica o l'archivio musicale gli ha comunicato. Quindi è un meccanismo ad orologeria che, quando funziona, non si intoppa e sono tutti contenti. Si arriva finalmente, non alla prima perché è ancora lunga la cosa, ma ci siamo vicini. Una volta esaurite le prove di compagnia, le prove di canto, le prove di regia col pianoforte, si fa quella che si chiama prova di assieme. Quindi, ed è un bel momento in cui l'orchestra e la compagnia di canto e il coro si riuniscono, e se ognuno ha fatto bene il suo lavoro, le prove di assieme non sono poi tantissime. Su titoli particolarmente complicati sì, ma mediamente no. Dopo l'ultima prova di assieme si fa quella che si chiama prova antegenerale, non antigenerale come alcuni dicono, antegenerale. Poi c'è la prova generale che in alcuni casi è aperta al pubblico e poi si va in prima. E quello vi assicuro che, avendolo vissuto, sia pur non in posizione primaria, è un momento molto emozionante. Io ho sempre pensato che per qualunque dipendente di un teatro d'opera l'obiettivo primario è l'apertura del sipario. Per tutti, da chi fa le pulizie in palcoscenico fino al sovrintendente, l'obiettivo è l'apertura del sipario. Infatti, non a caso è il titolo che abbiamo dato, bene o male, a questa chiacchierata. Non mi va di chiamarla conferenza perché sembra una cosa noiosissima, eccetera. Allora, vediamo un attimo. Ecco, contemporaneamente, cioè, non è che un teatro dice: bene, facciamo la Traviata e per un mese non si fa altro. È possibile, è probabile, è frequente che fra una prova, fra una recita e l'altra della Traviata, l'orchestra cominci già a provare o l'opera successiva, se è particolarmente impegnativa, o un concerto sinfonico, nel qual caso, con poca gioia delle masse tecniche, si smonta tutta la scena. Il concerto non si può fare con le scenografie di Nozze di Figaro. Il concerto richiede oltretutto il montaggio della camera acustica, che è quella che consente una migliore, come dire, propagazione del suono. Il Carlo Felice ha un'eccellente acustica,
ma quando non c'è la camera acustica se ne accorgono tutti. Ecco. Quindi il montaggio della camera acustica richiede mezza giornata. Lo smontaggio di un allestimento semplice, una giornatina. Ecco. Fatto il concerto, si smonta l'orchestra, si rimonta l'orchestra della buca con la traviata e si va fino all'ultima recita. Quindi c'è un'alternanza, perché c'è il pubblico che ama la lirica, c'è il pubblico che ama un po' di più la sinfonica. Il lunedì abbiamo la GOG, il lunedì il palcoscenico deve essere sgombro, se no il concerto GOG non si fa. Oppure si fa su metà palcoscenico, insomma. Tutto questo è ampiamente previsto nei piani di produzione. A questo punto abbiamo nominato il coro, vi facciamo sentire un coro. Il coro più famoso del mondo. Non vi dico qual è. Guadagniamo un minimo di tempo. Cerchiamo di risparmiare un po' di tempo per farci stare anche la musica di dopo, perché è comunque il va pensiero una cosa che smuove l'animo, lasciatemelo dire, ma è così. Dunque, anche il coro ha avuto il suo momento di gloria. Adesso parliamo di altre cosettine collaterali cui di solito non si pensa. Per esempio, tanto per fare un esempio di quanto può essere complicato di quanto possa essere complicato e a volte imprevedibile la vita teatrale. Nessun teatro ha due controfagotti, sia come strumento, sia come persone che li possano suonare. Se si fa una produzione con due controfagotti, bisogna trovare un secondo controfagotto. Ci pensa l'ufficio personale, ma se l'ufficio personale non lo sa,
Quando si arriva in prova, il secondo controfagotto non c'è e il direttore dice: dov'è l'archivio? Perché sa bene che la cosa è nata lì. Quindi non è perché l'ho fatto io, cioè, lo ha fatto un sacco di gente responsabile dell'archivio musicale. È un lavoro variegato, non ci si annoia mai, ma si vive sempre sul nervo, perché la piccola dimenticanza, l'intoppino ci può sempre stare e bisogna rimediare. Ecco. L'inaugurazione del Carlo Felice, quella con il dimenticabile Trovatore, ecco, il giorno prima della prova generale mi dicono: il tenore fa l'aria di quella pira un semitono sotto. Non erano i tempi di internet in cui scaricavi qualunque cosa, eh? E io dove le trovo le parti scritte un semitono sotto? L'orchestra non trasporta contrattualmente. Se c'è scritto do fa do, non fa si, o un'altra nota. Mi sono informato perché il tempo materiale di copiarle a mano tutte non c'era. Ho fatto prima prendere una macchina, andare al Regio a Torino, chi aveva le parti, me le sono fatte dare e nel cuore della notte le ho portate a... Ok, magari se il tenore se ne fosse ricordato prima che la voleva cantare un semitono sotto, io avrei dormito un po' di più. L'orchestra non avrebbe avuto il problema e il teatro avrebbe speso meno soldi. Quindi l'imprevisto c'è sempre. L'imprevisto può essere anche, non so, il cantante che si ammala al calo di voce, ma solitamente un teatro serio per i ruoli principali ha sempre una persona di copertura. Dunque, cosa vi racconto? Ci sarebbe una montagna di cose da raccontare, scegliamo quelle giuste. Gli effetti speciali. Vi spiego, no? E poi fra un attimo partiamo con la penultima traccia. Un Tosca, terzo atto di Tosca. Alba su Roma. Tosca ha appena fatto la pelle a Scarpia, che aveva pessime intenzioni, ed è contenta perché sa che in realtà non è vero. Scarpia, per lusingarla, le ha promesso che non avrebbe fatto fucilare per davvero il povero Cavaradossi, ha spudoratamente mentito, ma Tosca non lo sa e Scarpia l'ha pagata. Ma ecco, quindi Roma si sveglia con un concerto di campane che facciamo partire, campane comunque che vanno... Vabbè, poi vi spiego come funziona. E questa è la voce del carceriere che comunica a Mario Cavaradossi, il quale fra parentesi sa, ma non è vero, che sarà una finta fucilazione. Gli chiede di comunicare le sue ultime volontà. E allora Cavaradossi gli dà un anello da consegnare a Tosca. Non andrà così, ma questo lo sappiamo. È un momento sublime questo.
Mi direte, ma come si fa a riprodurre il suono delle campane di mezza Roma che suonano un po' sfasate? Oggi è facilissimo perché con una tastiera campionata e dei buoni altoparlanti si può fare. Un buon tastierista che sia un po' musicista lo sa fare senza troppi problemi. All'epoca, se il teatro possedeva la tale campana in Do, in Fa, in Re, in Mi, la usava, se non la possedeva la campana si andava a cercare. Ecco, il campanone, quello più grosso di tutti, che è la campana di San Pietro, non so bene cosa, è un tubo largo così, lungo 3,5 metri. Ero andato a prenderlo con un camion, non guidavo il camion io, alla Scala di Milano. Poi non sapevano dove appenderlo, ci sarebbe voluto un battente pesante come il Colosseo per riuscire a muovere questo campanone, che infatti, per quanta buona volontà ci mettesse il percussionista, emetteva un suono da ringhiera. Non sembrava una campana, sembrava una ringhiera di cattiva sonorità. Non era colpa di nessuno, è così. Ovviamente Puccini lavorava di fantasia, giustamente, e oggi appunto con i suoni campionati si può fare veramente tutto, tutto, tutto. A proposito di suoni campionati e di effetti, vi racconto, non so se è un aneddoto, se è vero o se è una cosa realmente accaduta. Se è un aneddoto è stato pensato molto bene. Se è una cosa veramente accaduta è veramente una meraviglia. Conoscete un po' il Lohengrin, più o meno la trama. Nel primo atto, Lohengrin sta lì sulla scena e aspetta che su una rotaia arrivi una specie di navicella condotta da un cigno. Fra parentesi, chi lo fa tutto questo? Beh, il cigno finto, ovviamente, è già stato preparato, la navicella anche, ha un segnale convenuto che gli arriva in qualche modo, non so come facessero ai tempi di Verdi o di Puccini, quando non c'erano le radioline, ma in qualche modo facevano, di fatto c'è un macchinista che fa partire il cigno, ecco, il cigno, il carretto con il cigno, che immagino sia vincolato a un qualcosa, stacca e il cigno su rotaia, con la navicella dietro, su cui dovrebbe salire Lohengrin, va e approda dolcemente di fronte a Lohengrin. Com'è come non è, una volta in un teatro, credo in Germania, la cosa non è accaduta. È entrato Lohengrin, il tempo passa, l'orchestra va avanti, la navicella con cigno annesso non arriva, si racconta che il tenore, fattosi avanti sul proscenio, abbia detto: scusate, mi sapete dire a che ora passa il prossimo cigno? Io non lo so se è vera, ma chi l'ha pensata è un genio. Se poi è accaduta, vuol dire che la realtà è superiore e migliore rispetto a ogni tipo di fantasia. C'è un libro specifico sugli aneddoti e sulle inconvenienze teatrali. No, adesso no. Quindi il cigno di Lohengrin ve l'ho spiegato. Gli imprevisti, questo è uno degli imprevisti, ci possono essere imprevisti di minore portata. C'è l'effetto neve, la persona addetta a comunicare che deve cadere la neve è andata a fumarsi una sigaretta ed è accaduto e la neve non scende. Pace. Finché capita in prova, bene, se capita in recita, un po' meno bene. Sono appunto gli imprevisti del teatro. Allora, si è parlato, vabbè, poi c'è, non so se ho voglia di raccontarvela questa perché è un po', non è simpaticissima. Beh, però ci possono essere i momenti in cui, non so, il direttore d'orchestra e un cantante non vanno d'accordo. Forse Roberto ha già capito di che cosa voglio parlare. Otello, Scala, Kleiber, vedo che lo sai già. Se gli altri non lo sanno, glielo dico. C'erano due prime donne, uno prima incontrastata, primissima, che sarebbe Carlos Kleiber, uno dei suoi ultimi Otello in Scala. Iago era Renato Brusson, persona dal carattere non esattamente accomodante, come vi accorgerete. Di fatto non c'era l'intesa artistica fra il direttore e il baritono. Non ricordo se a fine recita o a metà recita, penso a fine recita, è scattata quella che in gergo tecnico si chiama la protesta. Il direttore protesta un cantante. Il verbo sarebbe intransitivo, ma noi lo facciamo diventare transitivo. Lo ha protestato, gli ha fatto sapere. Lei dalla prossima recita non l'ha presa bene.
si racconta che un macchinista della Scala ha dovuto letteralmente togliere Kleiber dalle mani di Brusson, che lo voleva strangolare. Ce l'ha fatta. Poi al suo posto ha cantato Piero Capuccilli. Incidentalmente, visto che prima si parlava dei miracoli che fa la sartoria, avevo letto che il costume di Brusson non andava bene a Capuccilli, c'erano un po' di differenze somatiche. La sartoria ha fatto i miracoli per adeguare il costume di Brusson alla stazza fisica, non so se inferiore o superiore, ma non è importante, di Piero Capuccilli, grandissimo baritono. E comunque Kleiber ha passato un brutto quarto d'ora, perché questo gli voleva tirare il collo. No, c'è un'altra cosa, ma questa ve la dico la prossima volta. Allora, per consentire a lui che ha un impegno e sta facendo egregiamente il suo lavoro, perché è vero, gli chiedo se mi manda in onda fra mezzo minuto l'ultima traccia. Amo molto Wagner, penso che non sia un delitto. Voi tutti sapete cos'è la tetralogia, altrimenti detta l'anello del Nibelungo, bla bla bla, sono 15 ore di musica, non si fanno in soluzione unica, si fa un titolo al giorno, non in giorni consecutivi. E narra le vicende di questi dei che vogliono sempre tutto, narra della avidità umana, niente di nuovo comunque, ecco, anzi, tutto è molto attuale. Alla fine cos'è che succede? Succede che Brunilde, poverina, viene ingannata crudelmente e ingroppa al suo cavallo, si getta in mezzo alle fiamme che stanno per avvolgere il Valhalla, che è il regno che gli dei hanno fatto costruire a caro prezzo dai due giganti, eccetera, eccetera, eccetera. Ebbene, in questo finale, che ha una delle melodie più toccanti che ci possano essere, che è quella su cui non a caso Wagner conclude tutto il ciclo nibelungico, si intersecano altre melodie, perché Wagner ad ogni personaggio o ad ogni situazione attribuiva un tema musicale che ciclicamente torna. Qui se ne sovrappongono almeno 4, che vi segnalerò non a voce ma con un gesto. E niente, direi di partire. Prima che inizi la melodia si sente un po' di trambusto, un po' di trapestio, perché Hagen, il cattivo di turno, ha strappato dal dito di Brunilde l'anello, perché sa che lei si va a immolare con il cavallo, e dice: questo è mio. Mentre dice questo, le 3 figlie del Reno vengono su, se lo prendono e se lo portano giù. Si recuperano l'anello e Hagen non sappiamo. Speriamo che sapesse nuotare, ecco, ma non fa una bella fine. Ci può stare che il cattivo finisca male ogni tanto, ecco. Quindi adesso voi godete di questi 6 minuti di estasi musicale e aspettate a farli partire. Tema delle figlie del Reno. Tema del Valhalla e degli dei. Molto maestoso. Pone. Tema della redenzione.
la desidero. Cui si sovrappone il tema della purificazione finale. Se mi concedete ancora 2 minuti. Beh, non ci sono parole per commentare della musica così, non c'è discorso che valga, ecco. Il tutto a conclusione appunto di un ciclo di 4 opere. La prima è L'oro del Reno, di dimensioni abbastanza contenute, 2 ore e mezza. Segue Valchiria, 4 ore e mezza. Segue Sigfrido, altre 4 ore e mezza. Segue il Crepuscolo degli Dei, qua siamo sulle 5 ore. Diciamo che Wagner non aveva il dono della sintesi, ecco, mettiamola così. Però la perdoniamo molto volentieri, perché quando ci regalano invenzioni melodiche che è in grado di comunicare un'emozione così profonda, non si può che perdonare le eventuali, anzi le sicure lungaggini di Wagner. Se qualcuno ha qualcosa da chiedere, io sono contentissimo di ascoltare la domanda e se sono in grado di dare una risposta. Se vi va bene così, io sono a vostra disposizione. Grazie, grazie.